Siamo in compagnia di Roberto Soddu, sindaco di Genoni. Impressioni sulla 16ª edizione del Rodeo dei Cavallini della Giara finale regionale. Ma credo che le impressioni, e non sono solo impressioni ma sono certezze, sono assolutamente positive. Oggi, nonostante ci fossero tante altre manifestazioni in Sardegna, Genoni è riuscita ad attirare oltre 1000 visitatori che hanno sin dalle prime ore della mattina avuto l'opportunità di visitare il nostro centro storico, di visitare il parco, di visitare il Museo del Cavallo della Giara, partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione equestre, quindi il battesimo della sella, si sono intrattenute a pranzo, hanno trovato un'accoglienza veramente straordinaria. Di questo me ne hanno reso testimonianza parecchie persone con le quali ho avuto l'opportunità di parlare. Ho riscontrato grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che sono insomma tutti soci dell'associazione equestre, e questo mi rende veramente molto contento. Significa che quando c'è sinergia di intenti, quando c'è collaborazione, i risultati si portano a casa. E oggi abbiamo saputo dimostrare che appunto Genoni, quando vuole, sa collaborare in maniera efficace. Grazie.